Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ahimè, speravamo di essere usciti dall'incubo dell'emergenza incendi, come peraltro in questo momento in Slovenia il territorio è presidiato e perciò sui focolai si interviene immediatamente. Ai noi sul lato italiano, sul Carso italiano invece l'emergenza non è finita. Lungo la strada statale 55, la strada del Vallone, all'altezza di San Michele del Carso e di Gabria, ci sono stati nuovi inneschi che hanno costretto ad evacuare molte famiglie da parte di San Michele del Carso, per le quali è previsto la possibilità di essere ospitate presso una palestra di Savogna. Ma se si capisce naturalmente la causa naturale, perché accade in continuazione, ci mancherebbe, vanno adottate tutte le misure, tutte le cautele per prevenire, per impedire questi incendi. Quello che non posso tollerare però è che qualcuno deliberatamente, cioè che uno ritenga perciò dolosamente di appiccare il fuoco. Non abbiamo in questo momento certezza, ma abbiamo tantissimi indizi che ci fanno ritenere che sia opera della mano di un uomo, ma non di un uomo qualsiasi, di una persona idiota e di un mascalzone. So che è poco educativo che un sindaco parli in questi termini, però un mascalzone, oltre che un pazzo, ci impiegheremo dai 15 ai 25 anni per ripristinare in parte slovena quasi 2500 ettari andati a fuoco e 800 ettari, più di 800 ettari di parte italiana. Elicotteri canadesi sono ritornati a lavorare, tutte le squadre sono nuovamente uscite, naturalmente il territorio era sempre presidiato da vigili del fuoco, forestale, protezione civile. Noi abbiamo nuovamente la protezione civile che è ritornata sul posto a fare un'importante opera di disboscamento, era appena rientrata da poche ore. Perciò in questo momento la strada del Vallone, che potevamo pensare di riaprire se non oggi, domani o dopodomani al massimo, è nuovamente interdetta per colpa di un idiota. Perciò dall'emergenza incendi, ahimè, non siamo ancora riusciti. Un appello, faccio mio l'appello del prefetto: se qualcuno vede qualche movimento sospetto, avvisi immediatamente le forze dell'ordine, denunci queste persone, queste canaglie che non esitano a mettere in pericolo l'incolumità, oltre che naturalmente un bene stupendo, quello del Carso. Ci impiegheremo dai 15 ai 25 anni per ripristinare l'ecosistema sul Carso, ma non esitano a mettere a repentaglio incolumità e anche vita, come sappiamo, di tanti operatori che con grande generosità si stanno sacrificando per il bene di tutti, anche per il bene di questi mascalzoni che invece ritengono di fare i brillanti appiccando il fuoco.